Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra e Talk Show su Social. Oggi parliamo di sociale e di sanità assieme. Lo facciamo in compagnia di Bruno De Notti, presidente ASNET Sardegna, e Giovanni Marotto, vicepresidente ASNET Sardegna. Buonasera, grazie di essere presenti. Buonasera. Allora, parliamo di ASNET perché dovete sapere che ASNET, che poi è l'acronimo di Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati, nasce dal lontano 1975 e per tanti anni e fino ad oggi opera per la tutela e la difesa dei diritti dei pazienti nefropatici dializzati e trapiantati, come dice la parola stessa, l'insegna, il nome dell'associazione. Un'associazione che è sempre operativa e attiva in Sardegna, dicevamo dal 1975, che però purtroppo per motivi, diciamo così, non belli, la dipartita, la scomparsa prematura del fondatore, del Deus Ex Machina originario, qual era Pino Canu, ha dovuto accelerare un nuovo corso e una nuova fase, ed ecco la nomina del nuovo presidente, che già faceva parte del direttivo, appunto, Bruno De Notti, e di Giovanni Marotto. Allora iniziamo la chiacchierata subito con il presidente, appunto, con Bruno, per chiedergli cosa ha trovato, come ci si mette in marcia alla guida di un'associazione qual è appunto l'ASNET, così importante, e soprattutto in corsa, perché ovviamente non era preventivato questa sua promozione a presidente. Certo, assolutamente no. Chiaramente la morte di Pino ci ha segnato a tutti e dunque abbiamo dovuto ricominciare con chiaramente nel solco di quello che delle strade da lui aperte. Abbiamo cercato in tutti i modi di tenere la barra dritta, la situazione, portando avanti tutte le sue battaglie a tutto campo, e poi implementando anche con nuove attività, però sempre nella strada che Pino aveva tracciato, chiaramente, dopo tanti anni di presidenza. A Giovanni Marotto invece chiedo anche a lui, è una nuova esperienza perché recentemente il direttivo l'ha nominato vicepresidente, che avventura sta vivendo e che cosa, ovviamente, quali sono le aspettative sue personali e dell'associazione, dell'ASNET. Beh, diciamo che per me l'impegno è oltretutto un po' più gravoso, perché il lavoro di vicepresidente, io che praticamente provengo dal direttivo con il presidente che c'era prima, Giuseppe Canu, è un lavoro, diciamo, che faccio ben volentieri per affiancare sempre Bruno, perché lui pure, proveniente dal direttivo, pure lui, e adesso diciamo come presidente, tutto che sta facendo un ottimo lavoro, però diciamo cerco di dare il meglio. Ecco, io che sono già oltre 30 anni in associazione e avendo un po' più di esperienza, diciamo, alle spalle, cerco di dare il mio supporto il più possibile, ecco. Un settore, per modo di dire, nel senso, comunque sia, parliamo di pazienti, parliamo di ammalati, ma parliamo anche dei familiari degli ammalati, quali nefropatici, appunto, modernizzati, trapiantati, in cui l'ASNET sta sempre al loro fianco, accanto a loro. Ti chiedo ovviamente che lavoro state facendo, quali sono i progetti che avete messo in campo. Assolutamente sì, come ho detto prima, stiamo portando avanti le iniziative che ci ha lasciato in eredità Pino, ne stiamo promuovendo delle altre, perché la patologia, diciamo, della malattia renale oggi si è modificata nel tempo, nel senso che si entra in dialisi a più tarda età, e questo ha comportato, diciamo, degli altri problemi. Se prima si entrava con più giovane età, il problema oggi che con le nuove cure si va in dialisi più tardi. Questo ha determinato che
tanti pazienti hanno problemi di ambulazione, dunque una delle nostre battaglie è quella di fare in modo che i trasporti vengano attivati e che i pazienti siano portati ai centri di cura in maniera gratuita dal servizio regionale, che oggi diciamo, questo servizio manca del tutto. Queste sono una delle tante battaglie che state portando avanti e ne faremo presente anche durante questa chiacchierata di altre iniziative, e una in particolare che ormai vede la luce. Chiedo a Giovanni Marotto, invece, diceva prima 30 anni fa, io sono entrato in ASNET 30 anni fa, credo, da quello che insomma so ovviamente, da dializzato. Si dice che in questi casi difficili, perché poi di fatto si stravolge la vita di un individuo e dei suoi familiari, ha trovato in ASNET una vera e propria famiglia poi alla fine. Sì, devo dire che ho trovato oltre a una famiglia, ma pure un supporto per diciamo, il mondo della dialisi, che già diciamo, conoscevo prima di entrare nell'associazione, coinvolgendomi nell'associazione praticamente prima da delegato per i malati, cioè portavoce diciamo per l'associazione, e diciamo che col tempo ho acquisito diciamo delle esperienze pure che non ero al corrente, ecco. E questo pure mi ha portato a dare dei consigli a dei malati che dovevano entrare in dialisi praticamente, e niente, oltre a quello diciamo ho trovato sempre un supporto per qualsiasi diciamo esigenze sia mediche che consigli, cose del genere. Supporto che assicura l'ASNET dal 75 ad oggi, e chiedo in questo caso al Presidente, questi ultimi 2 anni soprattutto, visto che stiamo vivendo una fase di pandemia, siamo passati dal lockdown, per carità, a una pseudonormalità recente, però immagino che i diritti dei pazienti, le esigenze dei pazienti appunto dializzati, trapiantati, in questa situazione siano stati forse più difficili, più duri, sia nei momenti sia nell'assistenza. Ecco, da questo punto di vista, quanto è cambiato il vostro lavoro, anche nel senso di affiancare, di aiutare in una situazione comunque così delicata? Sì, in questo periodo della pandemia si sono moltiplicate le richieste d'aiuto, le chiamate presso la nostra associazione, soprattutto di coloro che avevano bisogno o perlomeno che stavano per entrare in dialisi, dunque avevano bisogno di una visita, di un supporto anche di altri professionisti che girano intorno alla malattia della renale, che dunque anche per avere un supporto a livello nutrizionale, psicologico, insomma, questo ha determinato che le chiamate presso la nostra associazione diventassero sempre più frequenti, stringenti e accurate, per chiedere aiuto in modo che noi potessimo intercedere presso le strutture sanitarie affinché si potessero incrementare le visite, che tuttora, come sappiamo, sono centellinate dalla pandemia. E questo sicuramente non è un bene, ovviamente. Chiedo al vicepresidente invece quanto è cambiato in questi 30 anni la dialisi, e quindi lo dico anche soprattutto per chi non sapesse, che significa, o che significava prima, avere un rapporto molto stretto con una macchina tot ore al giorno. Ecco, questo tipo di dialisi è cambiata, è ancora una schiavitù per il paziente? È una schiavitù tra virgolette, perché quando ho cominciato io praticamente c'era chiamato il bagno di dialisi, che era uguale per tutti, cioè c'era il paziente che andava bene, l'altro paziente magari che stava male, finita la dialisi. Quando è cominciato a diventare negli anni diciamo una dialisi quasi personalizzata, ecco, praticamente è sempre una schiavitù la dialisi, però le macchine sono andate sempre con gli anni, hanno avuto un cambio, diciamo che ormai la persona la sopporta meglio la dialisi, perché il bagno di dialisi ormai è personalizzato.
Una dialisi praticamente ormai non è più una dialisi standard come era 30 anni, 40 anni fa, capito? E niente, ormai diciamo che uno la sopporta un po' meglio, poi dipende da persona a persona. Cioè il malato ormai, come diceva Bruno, sono sempre più anziani, perché ormai uno, diciamo, i controlli medici si fanno e praticamente la malattia viene scoperta molto in anticipo e praticamente c'è pure chi evita la dialisi addirittura. Una volta tutto questo magari uno non era meno controllato quando scopriva di essere malato praticamente con un'insufficienza renale, ormai c'era solo l'alternativa alla dialisi. Ecco. Una delle, diciamo così, delle missioni dell'ASNET è anche quello di garantire ovviamente pari dignità, pari diritti di cura per tutti appunto, i dializzati e i trapiantati in tutta la Sardegna. Ecco, però chiedo a Bruno De Notti se questa situazione è realmente così oppure no, perché sinceramente anche dalle notizie che i miei colleghi scrivono e riportano, il territorio, cioè la Sardegna, non è proprio unitaria nel senso dei servizi offerti ai nefropatici. Si va molto a macchia di leopardo, con delle zone un po' scoperte e altre invece dove c'è proprio una presenza costante. Ecco, come l'ASNET valuta questo tipo di situazione e nel caso, se sì, come intervenire? Sì, anche questo è assolutamente vero, perché al centro della Sardegna, nei territori più interno, diciamo, negli ospedali che stanno più all'interno della Sardegna, si ha molta più difficoltà, nel senso che il personale, manca il personale, gli infermieri sono pochi, ci sono centri di dialisi che addirittura viaggiano con un solo medico. E la situazione è sicuramente molto grave, anche perché non si trovano professionisti, diciamo, per sopperire a queste mancanze, perché chiaramente attualmente si sa che c'è un grave problema e non si riescono a trovare dei medici disposti a subentrare e dunque a rimpolpare quelle che sono le situazioni, in modo che il personale e lo staff sia adeguato per le esigenze del numero dei pazienti. Anche perché in media una dialisi quanto dura? Quante ore dura più o meno? Beh, la dialisi mediamente dura 4 ore, viene svolta un giorno sì, un giorno no, praticamente 3 volte alla settimana. Il ritmo è questo di cura. E dunque la speranza sempre per chi è idoneo affinché avvenga, che ci sia il trapianto, che è sicuramente la cura migliore, perché il trapianto non significa guarigione, ma è sicuramente la cura migliore contro il problema della nefropatia, ecco. A Giovanni Marotto chiedo invece, prima ha toccato il tema della famiglia. Ecco, si dice sempre che in questi casi anche la vicinanza dei familiari, quando il paziente, ahimè, scopre di avere un problema ai reni, quindi dover essere sottoposto a dialisi, non è mai facile, proprio perché comporta un radicale cambio di abitudini. Ecco, quanto è importante, per quello che è la sua esperienza, anche la vicinanza proprio dei familiari e l'adeguamento a un nuovo stile, a un nuovo ciclo di vita. Beh, la famiglia, diciamo, è uno dei fattori più importanti, ecco, per avere un supporto su una persona che entra in dialisi. E calcoliamo che cambia radicalmente tutto il sistema, ecco, perché essendo una persona che 3 volte a settimana va in ospedale o in clinica per essere sottoposta a dialisi, praticamente incide un po' su tutto, ecco, sulla libertà, che praticamente è la prima cosa che viene a mancare, è il potersi spostare. Se uno si deve spostare pure fuori dalla Sardegna, deve prenotare un posto di dialisi da un'altra parte, deve programmarsi praticamente le giornate, ecco. E il supporto della famiglia vuol dire molto, perché
diciamo, avendo la famiglia che ha alle spalle, diciamo che uno praticamente vuol dire tanto, perché è un grosso aiuto, ecco. Questo incide molto sul malato, almeno per la mia esperienza, ecco. Dicevamo quindi l'importanza di poter condividere e di poter essere ascoltati. E in questa ottica io do la notizia, ma ovviamente è già di dominio pubblico, ma lo faccio dire direttamente dai vertici dell'ASNET, la cosiddetta rete d'ascolto, ovvero lo sportello per il benessere psicologico. Perché? Perché, lo sappiamo benissimo, l'esperienza di una malattia cronica, l'abbiamo detto, mette davanti la persona ad un senso di nuova vita, quindi deve riorganizzare la propria vita. Quindi l'ASNET ha organizzato, scusate, un servizio gratuito a tutti gli associati in Sardegna per il benessere psicologico, ascolto, accoglienza, informazioni e orientamento. Come nasce un'idea così importante, così sensibile, socialmente sensibile, Bruno? Beh, sicuramente ci siamo accorti, come ho detto prima, con le chiamate, con le telefonate che ricevavamo in associazione, che c'era veramente un bisogno, una carenza di questi servizi qui, soprattutto a livello psicologico, in primis, e poi nutrizionale. E allora abbiamo cercato di avvicinare dei professionisti che avessero anche loro uno spirito, diciamo, associativo, in modo che prestassero la loro opera a livello gratuito, in modo da essere da dare questo servizio a chiunque ce lo chieda, in modo da avere la possibilità a chi ne ha bisogno di contattare questi professionisti praticamente senza alcun costo. Allora, chi volesse partecipare, chi volesse usufruire del servizio che ASNET sta mettendo in campo, come può fare, cosa può fare? Beh, semplicissimo, basta mettersi in contatto con la nostra segreteria, lasciare il numero di telefono, e poi dopodiché verrà ricontattato per fissare un appuntamento col professionista, e dopodiché avrà un ciclo di sedute gratuito, e da lì il professionista valuterà se è il caso che c'è bisogno di una lunga, diciamo, serie di incontri, oppure se il caso può essere risolto anche con un numero limitato di sedute del servizio, ecco. Tutto qui. Io lo dico ovviamente per tutte le persone interessate, che l'ASNET, lo dicevo prima, offre appunto il servizio gratuitamente agli associati a tutti i pazienti nefropatici cronici in predialisi, emodializzati e trapiantati. Giustamente il presidente Bruno De Notti ha ricordato di contattare evidentemente l'ASNET per poter aderire. Lo do in termini di, come si dice, comunicazione di servizi. Allora, si può chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 070 30 86 75 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, oppure andare presso la sede ASNET Sarda in via Napoli 8 a Quartus Sant'Elena, oppure attraverso i canali social tipo Facebook e Instagram di ASNET. Siamo in chiusura, non credo di aver dimenticato niente, però l'ultima domanda ovviamente è sempre d'obbligo. Parto stavolta dal vicepresidente. Il sogno nel cassetto, quale può essere in termini di ASNET nuovo corso? Allora, ASNET stiamo cercando, abbiamo tanti progetti, diciamo in lista d'attesa, tra virgolette, perché i tempi che sono non ci consentono ancora di fare dei grossi passi. Però uno di questi praticamente è il centro d'ascolto che stiamo per varare, diciamo, a giorni. E, come altri progetti, noi cerchiamo di andare sempre un pochettino come diciamo questo virus che ci sta praticamente lo consente, pure per i centri di dialisi in primis, praticamente da visitare, e per vedere pure tutta la situazione, perché tanti centri di dialisi, diciamo, non mancano ancora di un supporto, purtroppo, e non ci consentono per il momento di poterli visitare, e così.
però ci siamo, come progetti ce ne stanno tanti. Speriamo anzi di poterli mandare avanti e si vedrà. Ecco. Bruno, il tuo sogno nel cassetto? Beh, come abbiamo detto prima, ricordiamo prima, cioè chiaramente noi, il nostro sogno, il nostro obiettivo più che altro è quello di essere vicino ai pazienti, per cui la nostra battaglia finché non la vinceremo, e come abbiamo detto prima, riuscire a fare il trasporto dei pazienti barellati, che chiaramente hanno difficoltà di movimento, e che oggi con i tempi e con la vita moderna è difficile essere accompagnati dai familiari. E poi, insomma, come abbiamo detto prima, avere dei professionisti che collaborano con ASNET per offrire sempre un servizio sempre migliore e d'aiuto a tutti i nostri soci. Perfetto, allora io vi ringrazio di cuore anche per aver dato aperto un mondo che molto spesso non viene mai evidenziato, ma ovviamente è un settore sicuramente è brutto dire, un argomento comunque molto sensibile, qualcuno magari storce il naso, però è giusto, è assolutamente corretto ricordare i diritti di tutti e soprattutto di chi purtroppo, ahimè, non per motivi propri, si trova a dover costretto appunto ad affrontare percorsi e sanitari e anche individuali, ovviamente, vi ho detto prima, per tutti i motivi che abbiamo affrontato. Vi ringrazio di cuore, ringrazio ovviamente di cuore Bruno De Notti, presidente ASNET Sardegna, e Giovanni Marotto, vicepresidente ASNET Sardegna. Grazie anche a voi tutti. Grazie. Grazie ovviamente di averci seguito, ovviamente chiedo anche di seguire le pagine ASNET per poter essere sempre informati su quello che sono i progetti che mettono in campo. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Ancora grazie e buona serata a tutti. Grazie, buonasera.